Ben ritrovati! Il turismo culturale degli stranieri in Italia si concentra per il 70% delle presenze, quindi dei pernottamenti, in solo l'1% del territorio nazionale. Un aspetto che causa la congestione dei centri storici urbani, mentre le destinazioni minori e i borghi rimangono ancora marginali. I turisti si concentrano soprattutto in 9 città: Roma, Venezia, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Verona, Catania e Pisa. Fra i poli culturali e museali più amati dagli stranieri come gradimento citiamo la Galleria degli Uffizi di Firenze, la Reggia di Caserta, il Museo del Cinema di Torino, il Colosseo di Roma, l'Arena di Verona, la Casa di Giulietta a Verona, il Museo Ferrari di Modena e la Napoli sotterranea. Nel 2023 si dovrebbero superare i dati del 2019, prima della pandemia, con un ritorno dei viaggiatori di lungo raggio, e occorrerà porre più attenzione ai turisti singoli. Sono quasi il 15%, ma non trovano adeguate proposte nell'ospitalità. Concludendo questa nostra riflessione, occorre tornare anche in Italia ad un turismo più autentico, umanistico, meno omologato e di massa, che possa sviluppare di più borghi, itinerari minori, e capace di offrire esperienze come fabbrica di ricordi utili. Occorre tornare al piccolo di grande qualità e alle mete come fossero isole felici e sicure, con un numero di turisti non eccessivo rispetto ai residenti. Arrivederci e buon viaggio di qualità!